Ecco la casa degli uccelli, questi due grandi alberi che contengono una quantità molto grande di uccelli che cinguettano. È la loro casa dove parlano di come è andata la giornata e lodano il Signore in questo modo. Ecco, siamo a Gemona del Friuli, proprio verso il centro storico. Questa è la Piazza del Ferro. Siamo ormai al tramonto del sole. Ecco, improvvisamente si sono come bloccati, ma adesso riprendono la loro melodia. Purtroppo ogni tanto c'è qualche macchina che passa, ci sono altri rumori che interrompono il loro dialogo. È bello ascoltare il canto degli uccelli, di questi alberi, in questo momento della giornata che sta per concludersi, in questo mese di ottobre. Ebbene, da Gemona del Friuli un caro saluto a tutti voi e anche noi direi uniamo la nostra voce per ringraziare il Signore per le giornate splendide che stiamo vivendo. A tutti una buona giornata e una buona conclusione del mese di ottobre. E concludo così il mio piccolo video che vi offro. Mi stavo recando appunto alla chiesa di San Rocco, alla chiesa appunto di San Rocco, dove ogni giorno per tutto il mese di ottobre si recita il Santo Rosario, in comunione di preghiera con tutti voi. Un caro saluto da Gemona del Friuli, anche dai miei confratelli, Padre Giuliano e Padre Luigi, signora Fiorella, e tutti gli stimatini che sono passati da Gemona. Ecco la chiesa di San Rocco. Vi saluto, un caro augurio e una buona giornata.